Siamo con Giordano Taroni dell'Alitalia, sconfitta sul campo, ma sul cuore e sulla prestazione non si può dire nulla a questa squadra. Beh sì, sul cuore sì, forse stasera abbiamo sbagliato un po' l'approccio alla partita, però dovevamo ribaltare un risultato difficile, secondo me, e abbiamo sbagliato come siamo scesi in campo, abbiamo lasciato troppo gioco a loro che palla al piede sono più bravi sicuramente di noi. Peccato per l'Italia perché questa squadra ha fatto soltanto metà girone, il girone d'andata era tutta un'altra squadra, avevano 3 punti per una partita vinta a tavolino, quando siamo arrivati noi abbiamo fatto tutto il resto e è stato un girone di ritorno penso da quinta, sesta di classifica, quindi peccato per non aver potuto da quello che eravamo fin dall'inizio. Purtroppo è andata così, loro sono stati bravi, ho detto, il risultato era difficile da libertà perché anche a parità di risultato comunque sarebbero passati loro per la posizione in classifica. Dispiace, peccato, speriamo di, non so se è possibile un ripescaggio, qualcosa per far restare l'Italia in Serie A. Complimenti a loro e in bocca al lupo per il prossimo anno. Cosa è mancato secondo te in queste due gare all'Alitalia per cercare di restare in Serie A? Beh, a parte il fatto, come ti dicevo, tanti dei ragazzi che hanno fatto la seconda metà del campionato non sono potuti stare né all'andata né al ritorno proprio perché non avevano raggiunto il minimo di presenze necessario. Vedi Flores, vedi Minotti, vedi altri ragazzi che purtroppo appunto come dicevo, per il minimo di presenze per poter disputare i play-out, le finali e quello che era non ce l'avevano. Quindi eravamo un po' rimaneggiati, con un cambio solo in panchina, ritorno del play-out, insomma capite anche voi che non è assolutamente facile. Dispiace purtroppo, speriamo il prossimo anno o di risalire subito o di riuscire a rimanere in qualche modo se ci riesce l'Italia con ripescaggio o qualcosa. Grazie mille. Bravi, Ali!